prof è davanti, è tipo in ostaggio. Ma chi è che vi sta tenendo in ostaggio? Il guidatore ha un coltello in mano, veloce, c'è per terra della benzina, non riusciamo più. Mi servono altre indicazioni. Certo signore, però la prego, chiama qualcuno, non è un film questo. Sì, stai tranquillo. È uscendo, sta andando verso la campagna. Rimarranno impresse per molto tempo le parole terrorizzate del bimbo a bordo dello scuolabus, dato alle fiamme poco dopo dal senegalese di 46 anni. Una tragedia sfiorata che inevitabilmente ha fatto salire la tensione. A pochi giorni di distanza da quel gravissimo episodio su Facebook viene postata una frase shock. Non avete visto niente, ma la cosa peggiore sta per venire. Aspettate e vedrete. A scriverla un richiedente asilo ospite da un anno presso la sede della Croce Rossa di Jesolo. Una frase sicuramente inaspettata e inopportuna, perché di questi tempi frasi simili è giusto che siano verificate dalle persone che sanno come verificarle, e mi risulta che ci siano delle indagini in corso, quindi diciamo che è bene che questa persona, se la frase detta in qualche modo è anche pensata e non scritta così, ma non sarà facile, venga allontanato immediatamente e portato al suo paese. Una frase che indigna, ma soprattutto mette paura. La Digos ha fatto scattare immediatamente le indagini. Nelle ore scorse è stata eseguita una perquisizione nei confronti del soggetto. Il migrante rischia di perdere lo status di richiedente asilo, non solo ovviamente se dovesse essere accertata che la frase è istigazione al terrorismo. Questi fatti purtroppo continuano a avvenire quasi tutti i giorni in tutto il mondo, quindi è giusto essere cauti, anche perché siamo una città turistica e l'immagine e quello che si dice è importante anche questo, indipendentemente dai fatti che non devono assolutamente succedere. Dalla Croce Rossa intanto fanno sapere che non era mai accaduto un fatto simile e che il ragazzo in questione non aveva mai dato grossi problemi. Ora tutto nelle mani della Digos e della magistratura, ma rimane lo shock per frasi come queste a pochi giorni da quelle immagini terribili, dalle urla di quei bambini e dal pensiero di cosa avrebbe potuto accadere. Siamo in un pullman, ci stanno uccidendo!